come la signora. La signora non potrebbe cantare se non avesse vissuto nelle campagne, se i suoi genitori non fossero stati persone umili. Io so che lei ha imparato a cantare, ha cominciato a cantare quando era piccolina, quando aveva 8 anni, Sì. quando lavorava. Sì. Ecco, come è accaduto? Come accadeva? Beh, in fatto? effetti credo che il nascere così, non è che tutti devono nascere poveri, anzi, non bisognerebbe vivere in una povertà perché la povertà è dolore. Però io credo che la povertà che tu c'hai da piccolo poi ti aiuta da grande, se non altro a tenere dentro quell'umiltà che ognuno di noi dovrebbe portare avanti, no? Credo che essere poveri non è colpa nostra, e già questo è abbastanza importante, cioè anzi, oggi si dovrebbe lottare per dare all'uomo la libertà dal bisogno, che non lo dobbiamo fare noi, ognuno di noi sì, ma uniti. A questo punto io cantavo all'età di 8 anni, sì, perché mentre i pastorelli in Sardegna, quando vanno a pascolare il gregge, che sono costretti anche loro ad andare, cioè lasciano la scuola e a 8 anni si trovano nell'impossibilità di studiare ma di diventare uomini. E penso che appunto per chi c'è passato è allucinante non avere infanzia. E a 8 anni tu devi andare, ed è il bambino deve fare il pastore e la bambina deve andare a lavare al fiume. Però mentre il bambino che va a fare il pastore a pascolare le pecore ha quell'attimo di libertà, perché per esempio generalmente il pastorello gira col bastone, all'improvviso tu vedi che questo bambino si mette a correre, fa le capriole, e questo non è altro che fuggire quelle ombre, no? Quella paura di cui parlavamo. Mentre invece la bambina non può fare le capriole perché magari ha la cesta dei panni in testa, e così canta, e il canto diventa difesa, e il canto è una liberazione dell'inconscio in un certo senso. Io dicevo che era paura, cioè cantavo per paura, perché sentivo le ombre. Le ombre invece erano i miei passi, che nei miei piedi non c'erano le scarpe. E allora queste ombre io le superavo cantando. E credo che se dovessi rinascere, se ognuno di noi dovesse scegliere, io sceglierei di nascere nella famiglia che sono nata, perché mia madre era così. Ora pensate che la piccola Maria si alzava al mattino quando era ancora buio e percorreva